Mama Joe. Mama Joe è questa nuova struttura che nasce a Sacol, questa piccola frazione del comune di Valdobbiadene. Già il nome, diciamo, è interessante perché non evoca niente che abbia a che fare né con la mamma né con qualcosa di attinente, ma è sostanzialmente una dedica che io faccio personale alle mie tre perle, che sono i miei tre figli, che è Mattia, Martina e Giorgia. E le loro iniziali sono praticamente il nome di questa locanda. La locanda in sé offre pernottamenti e servizio di colazione, bed and breakfast, oltre a un servizio di ristorazione che verrà attivato a breve, però questo tempo ci serve intanto per collaudare la struttura, per dare un attimo di avviamento. Dopodiché entrerà anche la parte della ristorazione, che sarà un argomento molto interessante. Ma è una scelta, direi, naturale solo per il fatto che questa è casa mia. Qua in questa struttura 30 anni fa è partita l'attività di occhialeria in un piccolo spazio all'interno della struttura. Dopo l'evoluzione naturale del lavoro ha fatto sì che l'azienda fosse spostata in un'area industriale diversa. E il mio sogno da sempre è stato quello di realizzare una struttura turistica dedicata un po' al pubblico. E da un'idea è partita pian piano, si è sviluppata per arrivare ad oggi a essere il compimento con Mama Joe. Beh, l'emozione è sicuramente grande. Dirò che inizialmente non ci credevo tanto. Poi nell'arco degli anni e in questi anni che sono stati fatti i lavori mi ha sempre più presa proprio per supportare anche Romano in questa opera che abbiamo fatto, meglio che ha fatto lui di sua iniziativa, e quindi l'emozione è sicuramente importante. Mi piace tanto il nome che è legato ai suoi figli, credo che meglio di così insomma non potesse fare. Mama Joe ci tiene ad accogliere ogni singolo cliente per la sua personalità, per il tipo di esperienza che vuole vivere, e ci piace personalizzare ogni servizio, ogni attenzione, ogni coccola. Dalla prima colazione fatta in casa in tutti i suoi aspetti, all'organizzazione dei tour magari in queste zone meravigliose che c'è l'imbarazzo della scelta ovviamente, a ogni forma di scambio proprio culturale tra persone, tra esperienze, tra sentimenti, sensazioni. Noi ci teniamo proprio all'emotività. E per noi questo è importante. Locanda Mama Joe si pone anche in un tema molto importante della sinergia sul territorio. Non a caso da Sacol ricordiamo che parte il cuore del patrimonio dell'UNESCO, e quindi a maggior ragione siamo ben disposti e ben disponibili ad avere una collaborazione con tutte le varie associazioni o enti che si occupano di promozione sul territorio, nonché con i vari cantinieri, perché ricordiamo noi siamo una locanda e il nostro scopo è quello di fare sinergia vera e propria con le varie aziende del territorio, perché ricordiamoci che il bene primario di tutto quello che abbiamo qua è il turista, e il turista va aiutato nel cogliere tutte le varie sfumature che ci sono sul territorio. Ci troviamo su un territorio che è unico, ma è anche importante la ripresa che stiamo avendo in questo momento. In questo momento c'è una ripresa che sta portando grossi numeri di turisti dall'Italia e dall'estero sul nostro territorio, e spesso ci troviamo in difficoltà perché c'è più richiesta che offerta. Quindi un locale come questo, rispettoso dell'ambiente, rispettoso del territorio e soprattutto che racconta il territorio promuovendolo con i prodotti tipici che abbiamo, è quello che stiamo cercando, di quello di cui abbiamo bisogno, anche perché riesce a fornire ancora più accoglienza, che è quello di cui abbiamo bisogno. Questo territorio in questo momento ha bisogno di una crescita dei servizi per il turismo e ha bisogno di una crescita di posti letto. Questa è sicuramente una strada giusta per andare a crescere il numero di arrivi e di presenze. Sappiamo che il riconoscimento patrimonio UNESCO porterà indubbiamente un incremento di turismo.
Abbiamo avuto il Covid che l'ha un po' bloccato, però sono convinto che nei prossimi anni ci sarà sempre una crescita maggiore. Già quest'anno lo abbiamo notato nelle piazze, ma nelle varie frazioni, la presenza di turisti. C'è il mese di ottobre che comunque è tutto pieno, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è ancora margine di crescita, e vedere una struttura di qualità, perché poi bisogna anche nel nostro territorio identificarci come turismo non di massa ma elegante e con dei servizi all'altezza delle nostre aspettative. Strutture come queste sono sicuramente positive per il nostro territorio.